Trascorso un anno di attività, credo sia stato un anno intenso di appuntamenti che hanno riguardato soprattutto le materie più rilevanti per quanto riguarda i comuni, in particolare quelli legati a quello che è una trasformazione che sta avvenendo soprattutto sul piano normativo, in particolare per le questioni legate al federalismo fiscale, che non ha ancora trovato compimento, e speriamo, l'auspicio è che al più presto si riesca ad avere provvedimenti concreti perché possano migliorare le condizioni legate a ciascun comune, che sono situazioni attualmente molto difficili, in alcuni casi direi drammatiche, perché il patto di stabilità, oltre che a non far spendere i soldi a chi ha la possibilità di averli in cassa e quindi li sta accumulando, ha anche invece nei confronti dei comuni che hanno poche disponibilità di risorse un impatto fortissimo per quanto riguarda i servizi, e quindi il prossimo bilancio per il 2011 sarà veramente molto difficile da chiudere con questo tipo di situazione. Il taglio continuo dei trasferimenti pone a Lanci un'attività sul piano delle rivendicazioni molto forti, perché è chiaro che bisogna dare una inversione di tendenza a questo tipo di atteggiamento. Bisogna che il governo del territorio, che passa attraverso gli enti locali, in particolare attraverso i comuni, debba trovare riscontro nelle proprie proposte, nelle idee che si mettono in campo nei confronti della trattativa col governo, per migliorare complessivamente quelli che sono gli aspetti legati a situazioni di gestione dei servizi, e quindi migliorare quelle che sono le condizioni anche della crescita e dello sviluppo, soprattutto in un momento molto difficile come questo, legato a una crisi economica molto profonda, molto complicata, che riguarda non solo l'Italia ma certamente l'Europa e credo l'intero nostro pianeta. Però è evidente che in queste fasi vanno appunto trovate le soluzioni assieme agli enti locali, in modo che siano condivise con i comuni, per poter migliorare complessivamente quello che è il nostro lavoro e il nostro modo di operare.